Seconda parte della serata che abbiamo denominato Agora e che aprirà la professoressa Balletto. Io vorrei qui vicino a me Michela Vacca perché ti ho fatto un agguato, abbi pazienza, ma è nel mio stile. Perché la professoressa Balletto entrerà proprio nel merito di quella che è adesso la problematica legata all'espansione del centro commerciale Le Vele. Michela Vacca è consigliera di opposizione. Stasera abbiamo qua tutta l'opposizione al Consiglio Comunale di Quartucciu, perché è presente Giovanni Meloni, è presente Paola Cocco, è presente Franco Paderi. Quindi io chiedo loro, in questo caso, la cortesia di fare quello che non hanno potuto fare in aula. E tenendo conto anche che i consigli comunali a Quartucciu si svolgono la mattina, quindi non hanno modo di essere partecipati, spieghiamo ai cittadini quello che sta per succedere sulle nostre teste e che vorremmo, come dire, caldamente evitare che accada. Professoressa, lei mi sente? Buonasera, sì, io vi sento. Buonasera a tutti. Grazie per aver Buonasera a accettato il nostro tutti, grazie per invito. l'invito. Le Sì, diamo la grazie a voi, parola. scusatemi. Miki, poi tu puoi dialogare. Grazie per l'invito, scusatemi se non sono in presenza, ma sarà sicuramente da parte mia una prossima occasione per seguirvi, perché quanto ho potuto leggere e ascoltarvi è veramente molto interessante. Cerco di collegarmi anche con le parole del collega, col quale insomma, ho avuto già diverso tempo e apprezzato i suoi lavori. Lui probabilmente non conosce me, ma io conosco lui, perché ha questo potere di narrare le cose in maniera magistrale e ho letto proprio in questi giorni, ho divorato il suo libro Dalla parte del suolo e mi sono ritrovata pienamente anche perché la mia esperienza, io vengo anch'io sono un ingegnere che ha fatto un dottorato di ricerca in miniere e cave, immaginate l'ingegneria più dura che possa esserci, però alla fine di questo percorso di 3 anni ho maturato una consapevolezza, che è proprio quello che mostrava prima il professor Paolo Pileri, cioè noi non possiamo pensare veramente di essere sostenibili, ma dobbiamo pensare, così come Laudato Si ci ha mostrato, pensare di arrivare a raggiungere la capacità di rigenerare. Noi siamo comunità che per una serie di motivi siamo energivore, abbiamo bisogno di abitazione, bisogno di servizi, bisogno di istruzione, bisogno sempre più pregnante di attività commerciali che invadono e investono la nostra vita, a volte anche compromettendo le relazioni sociali perché diventano dominanti. Quindi tutte le nostre relazioni sociali sono fondate su un principio che è il principio di commercio e quindi vengono meno i legami solidi. L'esperienza delle cave delle miniere mi aveva portato poi anche a dimostrare come ogni piano urbanistico si porti in una, non solo una suscettibilità di edificazione dei suoli, cioè non solo gli urbanisti sono deputati a stabilire come e quando i suoli possono essere suscettibili di edificabilità, ma anche come e quanto materiale che proviene dai suoli o dai sottosuoli, come cavi miniere, derivi dalla domanda di un piano urbanistico, cioè come un piano urbanistico si manifesti in termini di fabbisogno di sostanze minerali. Quindi noi quando stiamo parlando adesso del centro commerciale non immaginiamo solo la sua impronta ecologica nel contesto di riferimento, ma immaginiamo anche che esiste un'impronta ecologica distante, che esiste un negativo che genererà un positivo che sarà un manufatto. In altri termini, avremo una cava dal quale si dovrà prelevare sabbia e ghiaia, avremo cave o miniere dove dovranno essere prelevate sostanze minerali come i metalli, magari le coperture saranno metalliche, visto le vaste luci. Quindi ricordiamoci che qualunque nostra attività antropica non genera solo un'impronta nel sito dove dovrà essere collocata, ma genera anche altre impronte differite e dislocate. La stragrande maggioranza delle volte, per effetto della globalizzazione, avvengono in contesti dove il diritto all'ambiente, il diritto alla vita, il diritto alla salute è molto labile, soprattutto per quanto riguarda le miniere. Per quanto riguarda le cave, più delle volte sono di prossimità. Fatta questa premessa, vi condividerò delle immagini, ma prima ancora
mi preme evidenziare alcuni aspetti. Noi siamo in un momento storico dove sicuramente l'attività, la grande distribuzione è in crisi perché fa parte di un modello che ormai è esaurito, ha trovato un suo ciclo, come tutte le cose sono cicliche. Noi lo abbiamo sia nelle attività commerciali, ma lo abbiamo anche in tutte le funzioni che la città genera. Ricordiamoci che cosa ha generato la dematerializzazione nella pubblica amministrazione, i numerosi spazi vuoti. Tutto cambia perché il nostro vivere è sempre in divenire. E in più siamo caratterizzati, abbiamo un contesto che ha viviamo in un contesto di transizioni multiple, oggi ancora di più, una transizione digitale, una transizione demografica, ecologica, energetica, ma questo non vuol dire che li abbiamo solo oggi, li abbiamo avute anche in passato. Però il fatto che la storia spesso è un argomento che non sempre dominiamo, pensiamo di vivere qualcosa sempre di nuovo. E questo cambiamento ci ha portato a far espandere gradualmente le nostre città nelle zone pianeggianti, sempre più vicine nelle cosiddette acque di transizione. Il contesto, ad esempio, dove oggi sorge il centro commerciale di cui discuteremo, proprio è adiacente, quasi sopra nelle più importanti acque di transizione del Monentargius. Ha lasciato quindi in un contesto che è un crocevia non solo di infrastrutture, ma di importanti tre canali che convergono verso il Bellarosa minore, quindi uno spazio d'acqua di rilevanza, che vorrei ricordare nel passato era un luogo di problematiche ambientali sulla salute umana, c'era stata una compromissione, tanto che da quel momento, negli anni 70-80, c'era stato proprio il fermo della produzione del sale per effetto di una contaminazione dell'acqua. Gradualmente le azioni antropiche, quindi quelle di bonifica, nel migliorare le condizioni ambientali, hanno gradualmente determinato un utilizzo sempre antropico, cioè in altri termini, laddove noi creiamo rigenerazione, stiamo offrendo nel passato, abbiamo offerto la possibilità al piano urbanistico di poter incidere sui contesti rigenerati, senza però invece pensare che i contesti rigenerati potessero essere contesti non solo al servizio della città, ma fossero spazi lasciati liberi per un beneficio ecologico. Non può esistere una città che non abbia un rapporto sano con l'ecologia, perché è una città destinata a autoconsumarsi, auto eliminarsi nel tempo. L'equilibrio tra natura e artificio è all'origine di tutte le città. Quando questo equilibrio è mancato, a volte è mancato per questioni di guerre, ma l'equilibrio natura-artificio, quindi il, facciamo il caso dell'esempio della città di Nora, che è una città molto interessante all'interno di Cagliari, una città archeologica, il suo equilibrio ecologico è venuto meno per effetto di una infrastrutturazione portuale che è stata effettivamente molto rilevante e invece le correnti meteomarine e le condizioni avverse del mare gradualmente hanno compromesso gli argini. E invece quindi questo equilibrio è venuto meno. Oggi questo equilibrio natura-artificio è sempre più in favore dell'artificio, quindi dell'uomo, e quindi la natura è sempre più soccombente. Questo perché vorrei a questo punto mostrarvi le immagini che ho preparato. Perfetto, allora sono delle immagini estrapolate dalle foto aeree della regione Sardegna, in particolar modo vedete l'immagine è riferita al 98-99 e questo è il primo sistema di antropizzazione del centro commerciale. Noi siamo abituati a leggere questo contesto come un contesto solo esclusivamente antropizzato, ma abbiamo tre importanti canali che convergono in questa zona, che è una zona di acque di transizione molto rilevante. Abbiamo in questa parte il sistema Carrefour e invece in questa parte era il centro commerciale. Nelle successive immagini aeree vediamo quindi un dettaglio del 2002, vediamo complessivamente il sistema completamente antropizzato. Quindi nella parte più prospiciente di Bellarosa Minore abbiamo tutta la zona dei parcheggi, la zona del Millennium sulla sinistra, quindi verso ovest, più a nord abbiamo il centro commerciale e più a est abbiamo il sistema Carrefour con una serie di parcheggi. Quello che possiamo notare qua sulla sinistra è il fatto che sia nato prima l'attività commerciale rispetto a quanto non fosse poi peraltro necessario, tutto lo studio dell'accessibilità, cioè come se la questione dell'accessibilità non solo
venisse dopo l'edificazione del centro commerciale, ma addirittura questo sistema, quindi Spontis Paris, cosiddetto Spontis Paris, addirittura è venuto dopo rispetto al diffondersi della città, la città di Cagliari verso i comuni più vicini. E questa è la conseguenza del fatto che, spesso ci dimentichiamo, ogni piano urbanistico genera una rendita fondiaria, cioè una suscettività edificatoria che prescinde dalla natura del suolo, che prescinde da quella bontà ecologica che ogni suolo detiene, e non detiene nel giro di pochi giorni, detiene per anni. L'altro aspetto che vediamo nel 2026 è proprio questo ruolo che rivestono queste acque di transizione, che qui vediamo solo in parte. Spesso ci dimentichiamo quell'immaterialità del clima. Noi abbiamo il vantaggio di vivere in una città che è abbracciata da due stagni, Sant'Agilla e Molentargius. Queste acque hanno un ruolo nella laminazione dell'aria e dell'acqua fondamentale, quel fenomeno che spesso dimentichiamo, cioè quello di creare degli scambi termici che poi creano anche delle proprie termiche d'aria, che sono grandi mitigazioni climatiche. Quindi immaginiamo quanto più la città si avvicina a questi contesti, quanto più il differente gradiente termico sono in grado di determinare. Quindi da una parte gli stagni come Malentargius e Sant'Agilla non sono soltanto il luogo dove i fenicotteri, la biodiversità è viva, ma hanno una vita che è intangibile, che è il clima, sono i grandi portatori di calmieratori del clima. Quindi se la città si avvicina a questi contesti, o meglio l'infrastrutturazione, l'urbanizzazione, noi in qualche misura stiamo compromettendo. Vi invito a guardare le foto storiche di Molentargio e Sessantagil e vedete che questi spazi nel tempo si sono ridotti, ma si sono ridotti di molto. Sant'Agile è ridotto di quasi il 35%, Molentargius è ridotto del 26-30%. Quindi immaginate quanto incide questo non solo sulla biodiversità, ma sul clima. Temi peraltro sempre più importanti oggi. Questa invece è un'immagine che è più recente del 2013. Come potete vedere, tutto il sistema è arginato, quindi tutta la confluenza del bacino imbrifero, quindi quel sistema idraulico di cui anche il professor Pileri parlava in precedenza, è tutto imbrigliato e converge verso un sistema che ancora ha una sua neutralità, però proprio in prossimità, in aderenza proprio fisica totale, si trova il centro commerciale. Noi troveremo questo, che il centro commerciale ha una sua staticità e a fianco a questo c'è un sistema molto dinamico. Quindi abbiamo visto anche di colori diversi, proprio che dipendono sia dalla stagione ma anche dal fatto che ci sono tutta una serie di vegetazioni che sono caratterizzate da una capacità di vivere nel sale, tutte le forme delle salicornie che caratterizzano e sono piante delle specie primitive che poi consentono al sistema di vivere in ambienti estremi, ma che sono particolarmente importanti, perché proprio in questi bacini che sono un po' salati, un po' dolci, a seconda del momento dell'anno, c'è proprio il massimo dell'esplosione della vita. Andando avanti e quindi imboccando quella che è l'ampliamento del centro commerciale, noi ci troviamo ad avere questo aspetto. Facendo proprio uno zoom specifico sull'ampliamento, noi abbiamo che questo è il Millennium, A è l'ampliamento, quindi la connessione che si vuol dare tra il Millennium e il centro commerciale, B è l'ulteriore ampliamento e C in alto è scusate, ha dato l'immagine così la vedete meglio, e C è il parcheggio multipiano, cioè si sta passando da un sistema polarizzato commerciale o comunque parzialmente polarizzato a un sistema concentrato. Le motivazioni sono molteplici, forse una competizione commerciale col nuovo centro commerciale FAS che è in fase di completamento. Dalla relazione istruita presso il comune di Quartucciu, la necessità di dover rigenerare un impianto commerciale che ha più di 25 anni, ma secondo un rinnovamento che però non è moderno,
non è moderno, continua a essere un modello del passato. E quindi quello della concentrazione, della riproposizione della città scintillante. Noi dentro un centro commerciale troviamo la città che noi, almeno una parte della comunità vorrebbe, una parte non la condivide, ma una città scintillante, una città efficiente, un'immagine realistica della città. E se noi traducessimo in maniera molto spicciola questi ampliamenti, ci renderemo conto che parliamo di importanti superfici commerciali e anche di importanti superfici legate ai parcheggi. Spazi che ricordava anche prima il professor Pilleri sono sì aperti per un numero elevato di ore, ma di fatto vivono dei picchi, per cui è come se noi progettassimo, dovessimo compromettere il suolo con le conseguenze che mi sono permessa di aumentare, cioè quelle della compromissione anche di altri suoli per generare un nuovo spazio antropizzato, quindi attraverso cavi miniere, non per una domanda media, ma per una domanda di picco. Quindi bisogna fare investimenti e costruire superfici molto più ampie rispetto a quelle che nella quotidianità servono. Così come diceva prima la relatrice, troverete che i centri commerciali sono spesso vuoti, perché non vivono della quotidianità, ma vivono dei picchi, nel momento in cui si attivano delle promozioni. Che cosa che genera, che veramente è inquietante? Che il centro commerciale sorge esattamente nella riva, si chiama così, del canale indicato in nero, riva a sinistra di questo canale in nero, che ha una caratteristica, questo canale, non è caratterizzato dal buffer di 150 metri. E questo mi ha colpito parecchio. Esiste un un regio decreto che impone che tutti i RI o canali abbiano un buffer di 150 metri, questo nello specifico non ne ha. E quindi è come se fosse un scevro da tutta una serie di vincoli ambientali che sono quelli che nascono in questo caso non tanto dalla matrice suolo, ma dal regime idraulico. Interessante notare che, come era prevedibile peraltro, il centro commerciale si trova in una zona caratterizzata da una pericolosità molto elevata e da una pericolosità elevata. E quello che si vuole realizzare è la saldatura di un centro commerciale tra due ambienti che hanno una pericolosità elevata e una molto elevata. È come se a un certo punto questo contesto non avesse, sfumasse questa pericolosità. Ed è importante ricordare che l'acqua ha una memoria, cioè se queste carte mostrano questa pericolosità, prima o poi questi fenomeni avvengono. Cioè l'acqua si riprende quello che in passato si è sempre espansa. Quindi queste non sono carte di probabilità e basta, ma sono carte comunque che rappresentano una certezza sempre più vera. L'altro aspetto che potremmo vedere è legato al pericolo, altro elemento importante. Il centro commerciale si trova sempre in questa zona, siamo in una zona a livello di potenziale danno molto elevato. Cioè il danno, in questo caso di tipo idraulico, è un danno elevato. Proprio perché dicevo prima, i fenomeni non sono fenomeni che avverranno nel giro di poco, ma sono sempre fenomeni che hanno un ritorno sempre più breve per una serie di motivi. La stessa urbanizzazione porta ad amplificarne gli effetti. L'altro elemento che possiamo vedere è quello legato al rischio. Siamo di fronte a proprio il canale nel quale proprio il centro commerciale è attestato, rispetto ai due che stanno a est e a ovest, ha un rischio molto più elevato. Ed è un paradosso che, sebbene abbia un rischio più elevato, non abbia il buffer di 150 metri di nidificabilità. Quindi questo ci deve far veramente riflettere, perché non è solo una questione di suolo, è una questione di rischi e di potenziali danni, i cui danni, ricordiamoci, qualunque assicurazione, una struttura di questo genere possa eh, mh, chiudere con una compagnia, sono danni che comunque ricadono
con la collettività. Vi faccio un esempio proprio semplicissimo. Tutte le aree di sosta del centro commerciale dovranno avere tutte la gestione delle acque di prima pioggia, cioè tutti gli oli che provengono dalle prime piogge per effetto di grandi piazzali utilizzati dalle automobili hanno degli oli combustibili. Ma comprendete bene che qualunque sia la vasca di prima pioggia, questa può essere compromessa. Ha un livello di rischio qua talmente elevato, peraltro rischio che oggi è perimetrato con questa curva, ma vi rendete conto che sono delle approssimazioni, che inevitabilmente si mette dentro Bella Rosa Minore, inevitabilmente proprio perché è un contatto fisico diretto. Allora, premesso che tutte le attività antropiche hanno bisogno di essere riammodernate, non devono generare delle zone abbandonate, ma ricordiamoci anche che non necessariamente tutte devono essere spinte oltre i rischi potenziali, perché questi rischi alla fine poi si manifestano con danni, manifestano con danni potenziali e non generano peraltro un modello che la comunità è in grado di accettare. Perché se un'amministrazione accetta questi modelli, è difficile poi creare un'educazione sensibile verso l'ambiente, verso il suolo, verso la matrice acqua, verso la matrice aria. È difficilissimo. Cioè, l'amministrazione deve essere la prima a dare l'esempio, la prima a far propri questi concetti. Perché altrimenti che cosa succede? Che l'amministrazione accetta per effetto di una perequazione urbanistica, ovvero se un territorio è suscettibile di edificazione si cambia l'indice fondiario, infatti poi è previsto un incremento dello 0,5 per realizzare l'ampliamento, al quale deriva un oneri concessori e opere di urbanizzazione di un importo tale che l'amministrazione non è in grado di dire di no, perché alla fine l'urbanistica si gioca sul denaro, fondamentalmente sul denaro, quindi l'amministrazione ha difficoltà a non accettare, perché vuol dire che nelle proprie casse entreranno denaro che è in grado di dare risposte in quei progetti che però sono immediati, per cui l'amministrazione ragiona sulla base di un tempo che è esattamente il tempo del suo mandato. Per cui io mi fermerei qua perché le mie sono considerazioni ancora di tipo generale, però inviterei l'amministrazione a riflettere veramente con quella sensibilità che non deve basarsi sul suo mandato, ma quella sensibilità che deve basarsi sui scenari futuri e sulla opportunità che la tutela del suolo, delle matrici ambientali in senso assoluto può dare alle comunità che verranno. Vi ringrazio, sono a vostra disposizione per qualunque domanda. Professoressa, grazie, grazie davvero. È stata chiara e illuminante e poi davvero ci ha fatto il dono preziosissimo di aver illustrato e spiegato con estrema chiarezza quello che avviene. E quindi la ringrazio di vero cuore. Se la professoressa Balletto vuole insomma, commentare gli Sì, interventi, rilanciare, poi ci salutiamo perché le cose certo. fondamentali sono state dette e sono chiare e condivise. Perfetto, e grazie ancora. Allora, io cerco di dare una risposta alla domanda che è stata formulata in precedenza. Quali sono gli strumenti? Allora, ho potuto prendere visione della documentazione. Per niente il progetto di ampliamento si incardina all'interno di un'intesa ai sensi del piano paesaggistico regionale. L'intesa ha quindi la finalità di trovare, lo dice la stessa parola, un accordo tra istituzioni. In questo caso la regia spetta alla Regione Sardegna, la provincia, la città metropolitana e il comune. Quindi nel rispetto del piano paesaggistico che non ha soltanto aspetti di natura paesaggistica ma anche aspetti di natura ambientale. Quindi tutto il progetto deve essere scandagliato in maniera molto profonda. Nell'ipotesi che però potesse superare tutte le osservazioni che provengono in seno all'intesa, bisogna anche valutare che il piano possa essere sottoposto a una valutazione di impatto ambientale.
in virtù dell'ampliamento, della dimensione dell'ampliamento, e lì ci sono specificamente argomenti naturambientali, poi tutta la partecipazione che ne deve scaturire, che la normativa esplica molto bene. C'è un altro aspetto che mi preme mm, ricordare, che ha anticipato il professor Pileri, è questo, cioè la convenzione, che poi è l'accordo che mette insieme la pubblica amministrazione con il soggetto, in questo caso interessato, deve essere una convenzione strutturata, mi preme ricordarlo, da esperti, veramente esperti in materia. Perché? La capacità di rinnovo, cioè la richiesta di rinnovo e di riqualificazione dei siti commerciali ormai è sempre più breve. Se oggi è pervenuto un progetto di riqualificazione dopo 25 anni, il prossimo è ancora in un arco temporale più breve. Se il nuovo stadio, come è stato sviluppato, mi piace ricordare che ho partecipato alla redazione del piano della valutazione di impatto ambientale, e quella scelta del meno veicoli è una scelta molto curata proprio per evitare che questi grandi attrattori di traffico continuino a essere attrattori di traffico nel senso tradizionale. È stata proprio una cosa voluta in sede di progettazione. Hanno dei tempi di riqualificazione sempre più stretti. Quindi bisogna leggere sia il potenziale danno che ne scaturisce, quindi avere delle coperture assicurative effettivamente subito messe su un tavolo, o con fiduciari bancari o con assicurazioni certe. Ma ricordarci che questo intervento non sarà l'ultimo, ce ne potrà essere un altro. Quindi far sì che quello che diceva anche lo stesso Pileri nel suo interessantissimo libro che ho qui, perché durante il mio viaggio l'ho proprio di fatto ho fagocitato. Bisogna monitorarli questi progetti, bisogna monitorarli, perché altrimenti cosa ci insegnano le scelte? Perché non avremo mai una scelta che mette d'accordo tutti, non avremo mai una cosa che accorderà tutti e una cosa che metterà insieme ecologia nella sua totalità e ampiezza del termine. Per cui il modo migliore è monitorare le nostre scelte, perché quelle successive ne tengono conto. Quindi io concluderei così l'intervento e vi ringrazio, perché per me è stato molto stimolante sentire le vostre argomentazioni, perché si impara così fondamentalmente da una sana conversazione. Grazie. Grazie infinite professoressa per tutto il tempo che ci ha dedicato e per gli interventi che hanno arricchito e chiarito in maniera inequivocabile qual è la portata in termini negativi di questo intervento. Grazie a tutti voi che insomma siete stati con noi questa sera, è stato illuminante e prezioso. Ancora grazie Paolo, grazie Ginevra. Grazie a tutti voi che siete stati con noi stasera. Questo è il Festival Letterario Mondo Eco e vi aspettiamo per i prossimi appuntamenti. Invitiamo chi ci ha seguito, chi condivide queste osservazioni. Abbiamo fatto una diretta, creeremo delle pillole che possano riassumere i contenuti importanti che sono emersi in questo incontro. Condividiamo, portiamo le persone a ragionare, perché se i cittadini, se le persone non sanno quello che avviene, non possono prendere posizione. La voce di ciascuno di noi è importante. Noi contiamo. Grazie.